Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i principali argomenti. Coda di polemiche dopo l'anniversario della strage di Capaci, versioni contrastanti sui momenti di tensione registrati tra le forze dell'ordine e i partecipanti alla contromanifestazione del pomeriggio. Al vaglio i filmati degli scontri in cui sono rimasti feriti 3 agenti. L'albero Falcone, simbolo di legalità e memoria, è a rischio. Il ficus di via Notarbartolo è piantato in un'aiuola troppo piccola, circondata dal cemento. L'appello per salvarlo. Sgomberato l'ex cementificio di Castelvetrano, occupato abusivamente da centinaia di migranti che lavorano nei campi della zona. Nel 2021 scoppiò un incendio in cui perse la vita un africano. In discussione al Senato il decreto del ponte sullo Stretto. L'approvazione a Palazzo Madama, dopo il sì della Camera, darebbe il via libera alla conversione in legge da perfezionare entro fine mese e alla successiva procedura di inizio lavori. Cinema e serie TV premiano la Sicilia. Dopo la pioggia di candidature e i debiti di Donatello, arrivano quelle dei Nastri d'Argento, grandi serie 2023, che vedono protagonisti, attori e registi di successo. Calcio, lavori già in corso per il nuovo Palermo, che conferma all'allenatore Corini. I rosanero sosterranno la preparazione estiva in Trentino. Buongiorno, benvenuti a questa edizione. Dunque, strascico di polemiche all'anniversario della strage di Capaci. Ieri a Palermo ci sono stati momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine. Ci racconta tutto Maglio Viola. È il giorno delle polemiche all'indomani del 31esimo anniversario della strage di Capaci. Manifestazioni, quelle di ieri, sporcate da scontri fra manifestanti e polizia a pochi passi dall'albero Falcone. A ingenerare il clima di tensione è stata la contromanifestazione alla quale ha aderito anche la CGIL, in aperta polemica con le manifestazioni ufficiali organizzate dalla Fondazione Falcone, come ogni anno, alle quali erano invitate le istituzioni. Al grido di "fuori la mafia dallo Stato", gli aderenti al secondo corteo hanno percorso il centro città partendo dall'università, ma il loro corteo era autorizzato inizialmente fino al Giardino Inglese, poi fino a Piazza Alberico Gentili, a un centinaio di metri in linea d'aria dall'albero Falcone. Una limitazione che gli antagonisti non hanno tollerato, tentando di forzare il cordone di polizia mentre erano in corso trattative. È qui che le versioni della questura e quelle dei manifestanti diventano opposte. Per la polizia le trattative avrebbero permesso ai manifestanti di arrivare all'albero Falcone se solo avessero abbandonato amplificazione e strumenti di disturbo del previsto minuto di silenzio, ma un centinaio degli stessi manifestanti sarebbero entrati in contatto per forzare il cordone. Un funzionario e 2 poliziotti sono rimasti feriti lievemente con prognosi da 10 a 15 giorni e la Digos promette denunce. Sono in corso le analisi dei filmati per l'identificazione dei responsabili, ma da Rifondazione Comunista l'aver forzato il blocco viene rivendicato come un risultato positivo e democratico. Il tentativo di tenere lontano un pezzo importante della città dalle fronde dell'albero Falcone è fallito, dicono. I cordoni delle forze dell'ordine sono stati attraversati da un fiume in piena variamente composto, sostengono. Di certo il risultato degli oppositori è stato raggiunto, il minuto di silenzio è stato sporcato da tensioni e polemiche e la memoria è passata in secondo piano, lasciando spazio agli scontri. Ma scambio di accuse e versioni contrastanti fra manifestanti e forze dell'ordine sono soltanto all'inizio, probabilmente. Sono contro ogni forma di violenza e non mi occupo di ordine pubblico, sono scelte che spettano alla questura, taglia corto Maria Falcone, che dice poi: "Mi dispiace che siano avvenuti questi scontri di cui non mi sono resa conto". E torniamo alla giornata di ieri per un motivo completamente diverso. In via Notarbartolo c'è uno dei momenti più intensi delle commemorazioni per la strage di Capaci, ma l'albero Falcone, simbolo di legalità e memoria, è minacciato dal cemento. Sentiamo Marco Gullà. Simbolo di legalità, icona del no alla mafia. L'albero Falcone però sta male, è a rischio. Piantato a Palermo in via Notarbartolo davanti al palazzo in cui abitavano i giudici Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, vive con difficoltà. Nel corso delle celebrazioni del 23 maggio Maria Falcone ha ribadito l'allarme lanciato già qualche giorno fa. Questo albero è in pericolo perché la sua chioma e le sue radici sono costrette in un'aiuola piccola, quindi bisogna fare una campagna affinché l'albero Falcone viva e non cada, perché sarebbe una perdita per tutta l'Italia. Oggi siamo tornati in via Notarbartolo, le condizioni dell'albero preoccupano anche i residenti. Che è giusto salvarlo, è un simbolo ormai.
e quindi si daranno da fare, spero che ci riusciranno. Un albero così è sicuramente un problema per le fondamenta, le radici eccetera, però è altrettanto un problema fare qualche cosa, perché sicuramente è una memoria importante. Non so, volevo accertarmi di persona, ho visto effettivamente è un problema. È un albero talmente importante, è divenuto, che deve essere preservato, salvaguardato, è un monumento, ricordiamo, della legalità e come tale deve essere salvaguardato in tutti i suoi aspetti. Lui, che fa il portiere nel palazzo dove viveva Giovanni Falcone, spera che adesso ci sia maggiore attenzione nei confronti dell'albero. Negli ultimi tempi non ho mai visto nessuno, né per il controllo sulla sua sicurezza, né per la potatura, non ho mai visto nessuno negli ultimi tempi. Gli specialisti hanno comunque garantito una sorveglianza del ficus per controllare lo stato di salute e garantire la pubblica incolumità. E ancora in tema, ieri la manifestazione per la legalità a Catania dinanzi al Palazzo di Giustizia organizzata dalla Giunta Etnea dell'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati. Sentiamo Natale Bruno. La cattura di Matteo Messina Denaro è stato il motivo dominante che ha caratterizzato le commemorazioni del 31esimo anno della strage di Capaci. A Palermo come a Catania in tanti si sono posti tante domande che poi non sono altro che gli interrogativi attorno alla disfatta del boss di Castelvetrano, gravemente ammalato e non più in condizioni di governare Cosa Nostra. Anche nella città etnea un momento di confronto nell'atrio di Palazzo di Giustizia sulla scalinata per ricordare il giudice assassinato assieme alla moglie e a 3 agenti di scorta, il neopresidente della sezione catanese dell'Associazione Nazionale Magistrati. Questo è un anno importante perché insomma è stato caratterizzato da la cattura, l'arresto del super latitante Matteo Messina Denaro. Quindi che valore ha questo anniversario oggi, proprio in quest'anno così importante? Anche a distanza di tempo la giustizia arriva. La giustizia purtroppo può avere i suoi tempi, le indagini possono essere molto complesse, l'accertamento di fatti faticoso e anche doloroso, ma alla fine lo sforzo della magistratura, delle forze dell'ordine, in un evento come quello che lei ha menzionato, è stato premiato e ci insegna tanto sul fatto che la scelta giusta da fare è la scelta della legalità e chi fa scelte diverse evidentemente non paga. Nel giorno della ricorrenza dell'eccidio di Capaci il principio ribadito da tutti è stato quello che la legalità si costruisce tra i banchi di scuola perché i bambini vengano sin dalla loro giovane età a contatto con quei principi fondamentali scritti nella Costituzione. Alle scuole che si comincia, quindi alle nuove generazioni, per dare le basi del rispetto delle regole intanto e quindi del rispetto degli altri. La scuola rappresenta sicuramente il luogo ideale perché tutto ciò avvenga e su questo si sta impegnando l'Associazione Nazionale Magistrati con il progetto Legalità. Al termine del concerto è stata posta una targa commemorativa sull'albero di ulivo dedicato a Falcone e Borsellino. Cambiamo argomento, resta in gravi condizioni il 50enne colpito con diversi colpi di arma da taglio all'addome nella zona dei cantieri navali a Palermo. L'uomo è stato sottoposto a intervento chirurgico, per il ferimento è stato fermato il vicino di casa. Secondo una prima ipotesi l'aggressione sarebbe collegata ad una lite scatenata da un apprezzamento di troppo su un familiare. E un 19enne è stato fermato dalla polizia a Lentini, in provincia di Siracusa, perché avrebbe sparato alcuni colpi di arma da fuoco contro un 30enne al culmine di una lite la notte del 12 maggio scorso in paese durante i festeggiamenti per il patrono Sant'Alfio. L'aggressore si era poi dato alla fuga. Il 19enne deve adesso rispondere di tentato omicidio, detenzione e porto illegale di armi. È stato sgomberato l'ex cementificio di Castelvetrano, occupato abusivamente da centinaia di migranti impegnati nei campi della zona. Laura Spanò. Iniziata stamane l'operazione di sgombero dell'ex cementificio Castelstruzzi Selinunte che si trova tra Castelvetrano e Campobello di Mazzara. L'operazione, coordinata da questura e prefettura, ha visto coinvolti 120 tra carabinieri, poliziotti, finanza, vigili del fuoco e poi operatori della Croce Rossa e ASP di Trapani. La struttura, da tempo abbandonata, viene occupata da migranti che raggiungono Campobello per la raccolta delle olive. Ne arrivano a centinaia e vivono in situazioni di estremo degrado. Nella notte tra il 29 e il 30 settembre del 2021
2021 un incendio devastò il campo provocando la morte di un migrante, Omar, di 41 anni, della Guinea. L'uomo stava dormendo quando venne avvolto dalle fiamme. Ancora stamane all'interno della struttura era presente un gruppo di migranti residenziali che sono stati invitati dai mediatori culturali a recuperare gli effetti personali e lasciare il campo. I migranti irregolari saranno trasferiti nella sede del commissariato di Castelvetrano per l'identificazione e il fotosegnalamento, poi saranno trasferiti al CPR di Milo a Trapani. I migranti regolari verranno accolti invece nel campo allestito dalla Croce Rossa nell'ex oleificio Fontane d'Oro di Campobello. Avrebbero falsato gli esiti dell'inchiesta sulla morte del piccolo Luigi, il neonato di Gela morto 7 anni fa dopo un intervento in ospedale. Per loro la Procura di Catania ha richiesto la condanna a 2 anni. Il papà e la mamma chiedono che la vicenda acceleri per evitare la prescrizione. Gerry Italia. C'è stato forse il tentativo di coprire un grave errore medico alla base della vicenda che è costata la vita al piccolo Luigi Messina, morto dopo pochi giorni dalla nascita nell'estate di 7 anni fa. Per i 3 periti che all'epoca dei fatti vennero incaricati dalla Procura di Catania di effettuare gli accertamenti autoptici e definire le cause del decesso, la Procura etnea ha richiesto la condanna a 2 anni di reclusione per falso in atti d'ufficio. Nella loro perizia avrebbero cercato di falsare gli esiti durante l'inchiesta che intanto era stata avviata nei confronti dei medici arrivati dall'ospedale San Vincenzo di Taormina per intervenire sul neonato. I 3 specialisti sono già stati rinviati a giudizio per quella morte. Ci sarebbe stato un errore nell'operazione per correggere l'apertura del dotto di Botallo, determinando invece la chiusura dell'arteria polmonare sinistra. Fu necessario un secondo intervento per i PM etnei, però ormai tardivo. I danni, ha spiegato il PM Fabrizio Aliotta, erano ormai irreversibili. Luigino morì poco dopo, ad appena 10 giorni dalla sua nascita, gettando nella disperazione il padre e la madre, che però avviarono una battaglia giudiziaria per accertare la verità. Nel corso dell'inchiesta i 3 periti invece negarono il nesso di causalità tra la morte del piccolo e l'errore medico. Tutti gli altri consulenti, anche nominati successivamente, però ricondussero l'accaduto all'errore chirurgico dei sanitari. Oggi arriva la richiesta di condanna per falso, un importante passo avanti nella battaglia per la verità portata avanti dal 2016 da papà Giuseppe e mamma Norina. Ormai sono quasi 7 anni che noi portiamo avanti questa battaglia per ricercare la giustizia, e non solo di nostro figlio di Luigi, ma anche di tante altre persone vittime di malasanità che non hanno manco la giustizia di venire riconosciuto il grave errore che viene fatto. Il timore però adesso è che il processo principale, quello ai 3 medici ancora in primo grado, possa finire in prescrizione. C'è un serio rischio che lo stesso vada in prescrizione dovuto anche al fatto di questa perizia che è stata ritenuta falsa dei consulenti della Procura, che comunque ha fatto perdere degli anni e ha fatto sì che il procedimento principale andasse in prescrizione molto probabilmente. La Procura di Caltanissetta ha aperto un'inchiesta sulla morte di Angelo Lombardo, 76 anni, morto improvvisamente il 21 aprile scorso all'ospedale Sant'Elia. La famiglia dell'uomo ha presentato denuncia ed è stata già eseguita l'autopsia. Secondo la ricostruzione della figlia, il padre aveva avvertito forti dolori, in particolare alla spalla e sotto le costole. Al triage è stato assegnato il codice verde. Dopo una lunga attesa dalla TAC non sarebbe emersa la gravità del quadro clinico. Poche ore dopo, invece, l'uomo è morto. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Ed eccoci di nuovo in studio. Si discute in queste ore al Senato il decreto del ponte sullo Stretto. Il via libera, dopo quello della Camera, porterebbe alla conversione in legge e alla procedura di inizio costruzione dell'opera. Giusy Lazzara. Il decreto ponte sullo Stretto è arrivato al capolinea. È cominciata al Senato la discussione che dovrebbe portare alla conversione in legge. La Camera aveva dato il via libera il 16 di maggio con il voto di fiducia. Ieri è stato superato anche uno degli ultimi passaggi critici, con la bocciatura della pregiudiziale di costituzionalità sul decreto ponte, presentata dall'opposizione. Il documento ha avuto 99 voti contrari, 49 favorevoli e 4 astenuti. Adesso, se il Senato darà il via libera, il decreto dovrà essere convertito in legge entro la fine di maggio e da qui potrebbe partire la procedura di costruzione.
L'opera infrastrutturale da più di 50 anni fa discutere, già costato 300 milioni di euro per tenere in piedi la società Ponte sullo Stretto, andata adesso in liquidazione. Nel frattempo è stato definito il progetto dell'infrastruttura da record. Il piano dei lavori prevede la costruzione del ponte sospeso più lungo del mondo, con una lunghezza complessiva di 3.660 metri e una campata sospesa di 3.300 metri. L'impalcato avrà una lunghezza totale di 61 metri e le due torri poste a terra saranno alte 399 metri. Il sistema di sospensione sarà formato da 2 coppie di cavi. L'impalcato, secondo il progetto realizzato da WeBuild, accoglierà 2 carreggiate stradali che avranno 3 corsie per direzione, 2 di marcia e una di emergenza, una sede ferroviaria a doppio binario. Il progetto del ponte sullo Stretto prevede anche l'attraversamento di oltre 6 milioni di veicoli l'anno e di 60.000 treni. Droghe e cellulari all'interno della casa di reclusione di Noto. A fare da tramite tra parenti e detenuti sarebbe stato un sovrintendente della polizia penitenziaria in cambio di denaro. Dalle indagini dei carabinieri coordinate dalla procura di Siracusa sono emerse responsabilità penali anche a carico di almeno altre 3 persone, tra cui un complice dell'agente incaricato del ritiro del denaro, 2 donne parenti di un detenuto. E siamo adesso agli spettacoli. Cinema e serie TV premiano la Sicilia. Dopo la pioggia di candidature e David di Donatello arrivano quelle dei Nastri d'Argento. Sentiamo Eva Spampinato. Risoluto il mistero dell'omicidio Gambino. Va bene che siete latitanti e vi dovete nascondere, ma almeno quando attraversate la strada fatevi vedere però. È un momento d'oro per la Sicilia da film, ma anche da serie TV, docufilm, fiction. Dopo la pioggia di candidature ai premi David di Donatello, 17 di cui 14 solo per La stranezza di Roberto Andò, che ha portato a casa 4 statuette, arrivano 6 nomination per i Nastri d'Argento dedicati alle serie TV. Siccome non potevo più essere un eroe, ho deciso di diventare quello in cui mi avevano trasformato. Il cattivo. The Bad Guy, serie girata in Sicilia, vede candidati Luigi Locascio come attore protagonista, Claudia Pandolfi come attrice protagonista e la giovane siciliana Selene Caramazza come attrice non protagonista. Incastrati 2 di Ficarra e Picone invece è in corsa per la sezione migliore serie commedia, con Tony Sperandeo candidato come attore non protagonista. E se sopravvive però gli rimane qualche strascico? Morti! Lora, Inchiostro contro Piombo, è candidata nella sezione docuserie. Lora, edizione straordinaria, tutti i facitaghi Palermo in prima pagina. La Sicilia si conferma fucina di giovani talenti e set cinematografico a cielo aperto sia per grandi produzioni internazionali come l'americana The White Lotus girata a Taormina che per le importanti produzioni italiane. Domani a Palermo partiranno le riprese del Gattopardo, a Catania sono in corso le riprese del nuovo film di Ficarra e Picone e della fiction Mediaset. Vanina Guarrasi, protagonista la siciliana Giusy Buscemi. Beh, sicuramente in questo momento, oltre ad essere apprezzata per la sua bellezza e quindi essere usata come set, la Sicilia ospita storie originali, storie scritte, pensate, storie anche vere, vissute nel territorio. Paolo Briguglia, che nei 100 passi interpretava il fratello di Peppino Impastato e che darà il volto a Ignazio Florio nella nuova serie I Leoni di Sicilia, conferma come le piattaforme streaming siano diventate chiave di volta per far arrivare le storie originali siciliane in tutto il mondo. Sicuramente le piattaforme aiutano perché adesso c'è molto più richiesta, no? Di prodotti, si girerà e si continuerà a girare tantissimo. E poi c'è questa generazione di attori che, insomma, alla quale io appartengo e che sta facendo benissimo, cioè stiamo veramente, come dire, tirando fuori tantissimo talento. 1, 2, 3, 4. L'Etna si è riaccesa nella notte dopo la conclusione della fase eruttiva che aveva portato allo stop dei voli all'aeroporto di Fontanarossa per la ricaduta di cenere. La notte scorsa, intorno alle 2, è ripartita una debole attività stromboliana dal cratere di sud-est. Al momento non ci sono ricadute sull'operatività dello scalo.
A Sicilia 24 Focus di oggi si parlerà di emergenze abitative in Sicilia. Sono oltre 35.000 nell'isola le famiglie che aspettano un alloggio popolare. La carenza di case alimenta anche il fenomeno dell'occupazione abusiva e la guerra tra poveri. Quali le prospettive e le soluzioni? Adelaide Barbagallo ne discuterà con Giussi Milazzo, segretaria regionale del Sunie, e con Zaher Darwish del Sunie di Palermo. Appuntamento come sempre alle 14:30 su Telecolor. Inviate le vostre segnalazioni al 342 745 5005. Potete seguire la trasmissione anche in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Adesso un'altra pausa e poi la pagina sportiva.